Nutrito da un insaziabile desiderio di infinito, Monsignor Mario Rollando ha percorso le strade di 4 continenti. Il desiderio bruciante di afferrare, indiarsi, come amava ripetere, colui da cui per primo si sentiva amato, insaziabilmente amato, lo aveva spinto a studiare in seminario fino a diventare sacerdote e ha sostenuto poi, un anno dopo l'ordinazione presbiterale, gli studi in teologia morale e spirituale e diritto canonico e il servizio nell'annunziatura apostolica, che lo ha portato a conoscere e percorrere la bellezza e la diversità del mondo in Burundi, Messico, Giappone e infine a Parigi. Tornato in diocesi nel 1977, Don Mario ha saputo restituire questo patrimonio culturale, religioso e di relazione e lo ha reso di tutti e per tutti. La mia presenza qui in Italia prende origine proprio anche dall'essere venuto in Burundi tanti anni. Io nascevo allora, però già c'era questo legame, questo sogno, e poi è stato veramente per me anche un padre spirituale, e direi anche, soprattutto quando sei lontano, mi ha fatto come un fratello. Mi ricordo quando siamo arrivati, lui parlava anche francese, poi si ricordava anche alcune cose in Kirundi, nella nostra lingua, cioè veramente ci siamo sentiti a casa appena, e lui ci ha preso per mano e ci ha guidato, e quello che siamo in grande parte anche grazie a lui. Io gli devo veramente tanto. E veramente Don Mario è stato davvero un padre spirituale, potremmo dire anche umano, proprio sul piano umano, e poi un fratello che ci ha guidato fino a questo punto. È venuto anche alla nostra ordinazione sacerdotale, è stato a casa nostra, veramente uno di famiglia.